Ci portano più speranza, più fiducia, uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti. Dopo Nisman su Simulacris, Al revoir dal Sacri Incorporate, che è una conferenza praticamente con Paolo Gri, Paolo Treppo, insomma sono chians di inglesi, no? Del vecchio stiantò, No, sono perché robe... è in conferenze vere e proprie che è dedicate proprio alla, alla valenze simboliche che in tali forme dalla religione a livello tradizionale, passa che ora vanno su una dimensione antropologica e proprio la spiritualità attraverso il quarto, io yes, il vestiti madonis, E quindi una roba votivi. anche che intriga le persone, no? Perché un po' di che curiosità, perché si cross iniziale tutte, dopo invece si scofiasco, anche si va a sentire appunto che persone così autorevoli dal problema, che non mi capite poco, insomma, e venite tanto imparare. Beh, si ha sempre di imparare. Ecco. Dopo vince Stice Boris. Non si nasus, savus. Ecco, allora, Stice Boris, no? Che praticamente è una miscliciata, come di satire furlane, che chi ha un po' anche per stemperare, no? Per tornare un momentino, poi le seri, no? È una serate lisere, ma che ha un suo significato, perché proprio aveva sulla spiet che i furlani hanno espressioni di carattere artistico, culturale, anche sociale, che ha una capacità dal ridi. Noi è vero che i furlani sono come muso, ecco, perché dici, ma che è vero, di saveridi. Anche ho intervistato altre persone che dicono in furlani hanno di saveridi. E sapendo ridi e sono anche poi, diciamo così, spettacolari sta loro presentare le robe, no? Cioè, noi qualche volta si rimase serio, no? Sì. Ecco, boh. Poi partiamo con Custodi. Custodi è un film di Marco Rossetti. Sì, è un film che è stato presentato 2 o 3 mesi in lavoro al prestigioso festival dal film da montagna che viene fatto a Trento ogni anno. Una roba importantissima. E che ha avuto il premio, proprio il premio Dolomiti UNESCO, che è un premio importante. Sarà bien che vi dice molto che queste persone, queste famiglie, c'è pochino di protagonisti a curare la terra in forme differenti, dai mons fino al mare. È un documentario emozionante che a Trento, a cui io torna a proiettare per la seconda volta e che ha avuto un grandissimo successo di pubblico. E io penso che lo vorrà anche qui. Beh, sì. Lo sono sicuro. Dopo sono prove sviate di cultura furlane che è un progetto che è importante, perché mi pare che sì. Federico Rossi che anche tu sei un po' grande, tu sei un po' schivo te robe, ma io poi dico, tu sei un po' l'anime, no? Tu hai stigno tutto in comò, tu sei anche orgoglioso di che robe che disegno. Beh, orgoglioso, sì, ma è un bel gruppo di persone, sì. Chi lavora insieme. Bialente se ne fa gruppo, quindi complimenti Federico. Allora, prove di artisti di cultura furlana. In queste serate, che ormai va in avanti 12 anni in casa, i presenti in pratica proies di lingue e di culture furlane che sono in cantiere in qualche maniera, che sono in fieri, che sono in fase di gestazione, e dunque io anticipi, in fase in contatto. C'è video, c'è film, c'è spettacolo teatrale, c'è esperienze che tanti in realtà sa fasi anche chi sta a presentare in cin di chi si proiesca sono un po' più belli che l'altro. E dopo vedo che era miserere, che chi comincia ad entrare momentanamente di tradizione popolare, no? Mi pare di capire. E chi sta è un quartetto internazionale, perché là, in ogni caso, la gran parte sono di fuori regione, è un quartetto di giovani che hanno voci spettacolari e che hanno fatto loro una residenza con Giovanna Marini, che è una grandissima musicista, che era in contatto anche con Pasolini. E che ha lavorato un'ora a recuperare ciò che era stato dalle tradizioni musicali. Quindi ha fatto una ricerca di così approfondita su anche chi sarà interessato. Sì, anche a livello religioso, e loro vanno proprio su questa spia.
Ecco, poi abbiamo come musica picta. Ecco, è interessante capire roba lì. Questo è un progetto, è una ricerca prima di tutto, di Alessio Screm, che è anche il direttore organizzativo di Avostanis a partire di Chistan. Sì. Lui è musicista, musicologo, ha grandissime competenze in materie e ha di tanti anni che ha dato per le iglesi, in edifici religiosi, a scoprire pittori, dipinti, affreschi, scultori e via discorrendo, che rappresentano musicanti o strumenti musicali, la musica pitturale. Quindi una roba trasversale. Sì, e lui con servizi di proiezioni, documentando in maniera visiva queste espressioni artistiche e tradizionali, al conterà un po' queste robe che non si la conosce a volte, ma mettendo insieme tutto al forum mosaico, al mosaico speciale. Ecco, dopo viene Eretic Federico, che è praticamente un riguardo di Federico Tavan, sì. No? Che mi pare che è un personaggio importante, no? Federico è stato una voce straordinaria tra la poesia furlane, ma direi anche dall'ambito poetico in senso generale. È stato un uomo che ha vissuto drammi interiori, potenza, ha soffrito un'evore e chi si sofferenze lo ha portato a espressioni poetiche di altissimo valore. Lui è stato tanti svolti presenti al Colono, salire un amico personale, amico del Colono, se vi riscorrendo in questa occasione di presentare un video, un video curato con la regia di Paolo Comuzzi, doprando materiali che vinta questi archivi dalle situazioni che lui ha stato ai Colono. Dopo però vedo inglese, ma comincia a venire The Bit of Freedom, no? Sì. E quindi che robe che invece sono illustrazioni, no, questa è la generazione dalla libertà di Marta Cuscunà, che è un attore, artista, un lavoro preseato a livello anche internazionale. In questa occasione presente un recital con lettori di lettaris di partigiani e partigiani che raccontano il fatto che noi abbiamo combattuto per la libertà, ma che loro hanno vissuto alla loro giovinezza anche la dimensione dell'amore, il loro valore più autentico, e che sarà accompagnato anche dalle immagini che al pitturerà dal vivo Fabio Banz. Ecco, quindi si vede anche che roba lì. E dopo riguarderai qui cosoi, Aquile e il futuro della memoria. E che chi ha un salto un po' dal passato per tornare in avanti, per capire della situazione. Sì, sono i Sierin Avostanis con questo progetto dedicato a Aquile che l'ha fatto in due momenti. Il primo è proprio a una conferenza a San Vito al Tenimento, che farà il professor Gabriele Pellizzari, che è le reti le reti in termini di culture, di ricerche, a livello accademico e anche etico di Remo Caccitti, che lui ha studiato un evore con tutte le pubblicazioni, anche fondamentali, in mosaici, dalla Basilica di Aquile. Dunque, il Wieners, ai voti di settembre, lui conterà anche di questo patrimonio, ma soprattutto cercherà di farlo capire che questo patrimonio è svalutato, è stato rimovuto, è dismentato anche dalle ricerche teologiche e religiose ad ogni livello, e che dunque bisogna che tutto questo è un giacimento culturale, artistico, di memorie che ha diventato una risorsa per un vero rilancio, non solo di Aquile, ma anche per un rilancio della nostra identità. Sì, quindi praticamente era un fil conduttore per le nostre vite culturali soprattutto, ma sociali, ma anche le prospettive, no? che stiamo continuando a avere. No? Ma dopo le Time Mosaics del Basilica di Aquile, che praticamente è la parte finale, che è il 9 di settembre. E non potevo finire con le visite guidate insieme con il professor Gabriele Pellizzari. Sì. Quindi credo che il programma che avete messo su, e che naturalmente non è avviato di domani, è un programma interessante, un programma che sicuramente io consiglio a tutti i furlans, ma anche non furlans, di venire a vedere, di venire a sentire, perché veramente era un po' come per noi una specie di
anteprime, vin al Festival di Venezia, vin al Festival di Cannes, no, vin a Vostanis. Sì, che non è un festival, no? È un progetto culturale. Alla progetto culturale, ma comunque lì si vio le robe così dal Friuli di livello. Io ti ringrazio per questi spazi che tu sai dedicati in video naturalmente a vi. Il programma integrale ognuno al portarlo dal sito web del Colonos, no? Il famoso www.colonos.it. Ecco lì ti ha tradotto, insomma. Allora, grazie Federico, naturalmente lui aspetta, manti io aspetti a Vostanis, mandi. Ci portano più speranza, più fiducia, uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti